pochi passi da Zevio, immersa nella campagna padana, si trova la sede centrale dell'Associazione Betania Onlus, una struttura attiva dal 1990 che dalla primavera dello scorso anno ospita alcuni dei rifugiati scappati dalla Libia in guerra. Per la maggior parte provenienti da altri paesi africani, come la Nigeria, questi migranti hanno attraversato 2 viaggi infernali per raggiungere la Libia prima e l'Italia poi, ed hanno finalmente trovato un po' di pace proprio in questa struttura. Casa Betania ha a Zevio la sede principale, ma negli anni ha aperto delle succursali in altre zone bisognose del mondo, come l'Albania e il Kenya, oltre alle sedi di Salizzole, Palazzo San Gervasio, Presina, Perzacco, Badia Calavena e San Giovanni Lupatoto. Nella sede di Bosco di Zevio sono numerosi i rifugiati che sono stati destinati qui dai progetti di asilo politico messi in atto a seguito del conflitto libico. Il contesto è accogliente. Tra il giardino, le zone interne comuni, gli alloggi, si respira un'aria di pace, quella stessa pace che molti hanno cercato per tanto tempo e forse sono ancora lontani dal raggiungere completamente. Ma Casa Betania non dà solo alloggio. Ha attivato nel tempo anche un piccolo banco alimentare, dove vengono distribuiti beni di prima necessità, lavora per le adozioni a distanza, per l'accoglienza di persone in situazioni di disagio sociale, fino all'aiuto ai detenuti con spedizioni di vestiario e prodotti per l'igiene personale. Siamo venuti qui per incontrare alcune donne che spontaneamente hanno deciso di raccontare parte della loro storia di esodo, prima dalle loro case alla Libia attraverso il deserto e poi dalla Libia all'Italia attraverso il mare fino a qui, nella campagna di Zevio, in attesa di conoscere quale sarà, dopo un anno di permanenza, il loro futuro. Il mio nome è Joy Emo e vengo dalla Nigeria. I miei genitori sono morti nel 2003, quando avevo appena 14 anni, e mi hanno lasciata sola con i miei fratelli minori. Eravamo in enorme difficoltà, non avevamo nessuna casa dove stare, nessun aiuto, niente. Così, nel 2010, chiedendo aiuto a una conoscente, scoprì che questa aveva una sorella in Libia che poteva ospitarmi, mentre lei avrebbe badato ai miei fratelli. Decisi di partire, sperando di trovare maggiore fortuna. Il viaggio fu difficile, non ci andammo in auto o in aereo, ma con un piccolo autocarro, dove eravamo stipati come pesci e con il quale attraversammo il deserto per un'intera settimana. Tutto era grande, secco, il sole ci batteva sulla testa e non avevamo idea di dove fossimo, di dove saremmo potuti scappare o di come saremmo potuti tornare indietro. Ben presto non avevamo più niente da bere. La gente iniziò a bere la propria urina. In quel viaggio pregai Dio perché mi aiutasse, non farmi morire, perché le persone attorno a me morivano. Quando arrivai in Libia stavo male, ma mi aiutarono e trovai presto lavoro. Facevo le pulizie in una scuola. Il problema in Libia però non era il lavoro, ma i diritti umani. Il rapporto con i musulmani non era facile. Rimasi per un anno laggiù prima che la guerra esplodesse, ma quando il conflitto è iniziato per me non ci sono state opzioni. Non avevo scelta, dovevo attraversare il mare per venire in Italia. Il viaggio non fu facile nemmeno allora. Chiedevo a Dio perché il mio viaggiare fosse sempre caratterizzato dalla sofferenza, prima nel deserto, poi nel mare. Durante il viaggio restammo senza benzina, fermi in mezzo al mare fino all'arrivo delle barche di salvataggio. È difficile la situazione per me. Ho viaggiato tanto per salvare i miei fratelli, per sostenere la mia famiglia, per mettere in ordine le cose. Per questo dico alle persone: aiutatemi in qualsiasi modo, e già da ora che Dio benedica tutti coloro che mi hanno aiutata e mi aiuteranno. Mi chiamo Gift Asoko e vengo da Calabar, in Nigeria. Quando ero piccola andavo a scuola nel mio paese, ma poi finirono i soldi e i miei genitori dovettero ritirarmi dall'istituto. Ben presto decisero di far riprendere la scuola a mio fratello e lo portarono insieme. Ma nella strada per il ritorno ebbero un incidente e morirono entrambi. Mi sposai, ma poco dopo il padre del mio fidanzato iniziò ad avere problemi di soldi.
e siccome mio marito era il quarto dei fratelli, fu il primo a restare senza supporto della famiglia e decidemmo di partire per la Libia. Il viaggio fu difficile, pieno di sofferenze, in mezzo al deserto. Non eravamo nemmeno arrivati che la polizia ci prese e ci rinchiuse in una sorta di prigione. Per fortuna il ragazzo che ci accompagnò laggiù pagò la somma necessaria per liberarci e ci portò a vivere assieme a lui, dove restammo circa un mese. La situazione per noi era precaria e la guerra peggiorò la situazione. C'erano ribelli ovunque, non potevamo scappare nel deserto e decidemmo quindi di scappare in Italia. In viaggio dalla Libia siamo stati aiutati da Dio, ne sono certa. Restammo in mezzo al mare fino a quando i soccorsi non vennero a salvarci. Ora siamo qui, cerchiamo un nuovo inizio, una nuova vita. Ho conosciuto mio marito quando andavo a scuola. Ci siamo sposati appena finiti gli studi. Ma poco dopo abbiamo iniziato ad avere dei problemi di famiglia e non ci sentivamo sicuri. Non potevamo dormire tranquilli la notte. Avevamo molta paura. Così mio marito decise di andare in Libia a lavorare, ma era impensabile per noi separarci. Ci amiamo troppo. Così, dopo solo 2 mesi, tornò a prendermi. In Libia abbiamo iniziato una nuova vita. Le cose andavano un po' meglio e sono rimasta incinta del nostro bambino. Poco dopo è scoppiata la guerra ed ero spaventata dal fatto di trovarmi lì con un bambino in pancia. Tornare in Nigeria sarebbe stato un problema. L'unica soluzione era raggiungere Lampedusa attraverso il mare. Sapevamo che il viaggio, fatto con barche vecchie e piccole, sarebbe stato pericoloso, ma rischiare era necessario per noi e per il nostro bambino. La barca è rimasta senza benzina per 3 giorni in mezzo al mare. Se gli italiani non ci avessero salvati, saremmo tutti morti. Dopo lo sbarco ci hanno portati qui, dove abbiamo trovato una mamma gentile, accogliente e premurosa. La chiamo mamma perché ci fa felici. Adesso viviamo una vita normale. Ho apprezzato molto l'accoglienza degli italiani. L'unico problema ora sono i miei documenti, che mi servono per restare qui. È qui che voglio restare. Il mio bambino è nato qui. Lo sento anche italiano.